Ancora una buona giornata, eccoci con A voi la linea. Ieri sera a Trieste sono stati demoliti gli ultimi edifici della Ferriera di Servola. I lavori sono stati eseguiti dalla società ICOP di Basigliano. Nell'occasione si è parlato anche del futuro dell'area con la realizzazione del molo ottavo. Dottor Petrucco, è una giornata oggi speciale e importante. Da un lato magari l'emozione di vedere finire una storia centenaria, dall'altra però anche una rinascita di un sito che non era più produttivo. Ma l'idea di questa festa era proprio perché non voleva essere la fine di qualcosa, ma voleva essere il proiettare la città in un nuovo percorso di continuità nella sua storia industriale. Quindi non è la fine di niente oggi. E la fine di un sito produttivo storico, questo sì. Sì, ma le cose cambiano, il mondo va avanti, questo sarà ancora un sito produttivo e sarà ancora un sito anche industriale. Quanto è importante questo sito anche per ICOP? Poco più in là c'è un'altra grande opera che avete realizzato. Allora, per ICOP questa è una cosa importante perché se funzionerà tutto quello che si sta immaginando, qui verrà realizzato il molo ottavo, che è davvero una grande opera, vuol dire raddoppiare il molo, o più che raddoppiare il molo settimo. Quindi per ICOP vuol dire tanti anni di lavoro. Tanti anni di lavoro è anche un obiettivo che è lì, che è raggiungibile, perché i numeri dicono che il porto di Trieste oggi è il primo porto italiano, ma non solo, è un porto che sta crescendo. Noi lo speriamo, siamo convinti, ma non è il nostro mestiere. Noi possiamo demolire e costruire, ma non possiamo gestire porti. Però il molo ottavo è funzionato. Però il molo ottavo sarà una vostra creazione, giusto? Il molo ottavo sarà nostra è una parola grossa, sarà una cosa fatta da noi, dal porto e dagli attuali gestori della piattaforma logistica, perché tutto questo è nato insieme. Presidente, oggi è una giornata importante, una giornata storica per Trieste, ma anche per il porto. Sì, però dai, diciamo per Trieste, per me è proprio per Trieste, no? Perché quello che succede oggi è simbolo di un percorso lungo, importante, rivoluzionario in tutti i sensi, che vede una collaborazione tra pubblico e privato importante, che non vede appunto solo il porto, ma vede attività industriali, vede investimenti sull'innovazione, insomma vede tante cose e soprattutto, devo dire la verità, mi è piaciuto tantissimo vedere alcune interviste di chi abita qua che finalmente dice è ritornato alla vita, e quindi ecco, è per questo che dico è una giornata importante per Trieste e non per il porto. Però insomma, a proposito di porto, qua alle spalle dovrebbe arrivare il molo ottavo, insomma uno step aggiuntivo importante per Trieste e per il porto di Trieste. Dicono sì che dovrebbe arrivare, sì dai, non c'è niente che arriva, forse l'avete capito, non c'è nulla che arriva in maniera, no, ma soprattutto con momenti unici, o sono step by step, progressivi, graduali nel tempo, a una cosa si aggiunge l'altra, e quindi sì, il piano regolatore qui prevede il molo ottavo, quindi immagino, devo dire la verità, qualche anno fa non pensavo che si sarebbe andati così veloci su queste cose, ma oggi invece abbiamo già un soggetto interessato, cosa che io non avrei mai immaginato nel 2016 quando abbiamo disegnato, come perlomeno concluso l'approvazione del piano regolatore, quindi sì, arriva. Presidente, oggi è una giornata storica e importante, da qua rinascerà anche il futuro di Trieste con anche il molo ottavo. Sì, ma oltretutto devo dire che è anche una riconversione di alto profilo, perché diamo opportunità occupazionali con questa riconversione, manteniamo la vocazione produttiva dell'area, la integriamo con quella portuale e facciamo quello che per più di 20 anni si è cercato di fare, ovvero dismettere l'altoforno. Quando l'avevo detto in campagna elettorale del 2018 avevo preso questo impegno, tutti si sono messi a ridere, invece una grande collaborazione istituzionale, e devo dire anche con l'impresa che si è resa disponibile, con dialoghi costanti nel tempo, ci hanno permesso di raggiungere questo obiettivo. Inaugurato stamattina all'ABS di Cargnacco un nuovo impianto per la produzione di sfere d'acciaio destinate all'industria mineraria. Nel suo genere il nuovo impianto è il più innovativo al mondo. La capacità produttiva sarà di 150.000 tonnellate all'anno. Alessandra Salvatori ha sentito per noi il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga e il Vicepresidente della Danieli Camilla Benedetti. Presidente Fedriga, un altro investimento sul territorio, un altro impianto innovativo, il più moderno del suo genere al mondo, insomma un'impresa che continua ad investire, lo fa sul territorio, producendo ricchezza in questo territorio. Sì, formando anche persone, offrendo nuove opportunità occupazionali, quindi sicuramente un valore aggiunto l'ABS per il Friuli Venezia Giulia.
Oltretutto questo impianto si inserisce in un mercato nel quale i produttori come ABS non esistono, perché partono dal rottame e arrivano alla fornitura di queste sfere, cosa che nel mondo non esiste. Quindi sono convinto che la capacità di investire anche nei momenti difficili, oggi stiamo vivendo una crisi internazionale, rende le aziende maggiormente competitive anche in prospettive, quindi vuol dire che serve visione e capacità di crescere, e mi sembra che ABS e Danieli ce l'abbiano. E il quartier generale rimane qui nel territorio, in Friuli Venezia Giulia? Il quartier generale è anche occupato la più grande fetta, anzi quasi la totalità dei dipendenti, se non una piccola parte, sono in Friuli Venezia Giulia, quindi vuol dire ricchezza del territorio, opportunità per i nostri ragazzi. ABS e Danieli iniziano dalle scuole a incontrare i ragazzi, a formare i ragazzi, a fargli conoscere l'azienda, a fargli sperimentare cosa vuol dire lavorare, e devo dire che oltretutto se uno ha mai l'occasione di entrare, non sembra di entrare in un'acciaieria, uno si immagina qualcosa di diverso, invece c'è veramente un elevatissimo standard sia di sicurezza sia di tecnologia. E prendendo esempio dal 2008 si è visto che anche in quella crisi lì le aziende che sono state in grado di investire, innovarsi, sono quelle che dopo sono risultato più stabili, anzi sono ingrandite su scala internazionale. Per quanto riguarda tutto il percorso dell'acciaio, è un settore per cui l'Italia non può abdicare, ma esempi come questi, dove si va verso delle acciaierie green e quindi la capacità di essere compatibili con le norme ambientali, vuol dire anche, tra parentesi, essere più competitivi con i propri clienti, che ormai chiedono tutti ovviamente un abbassamento delle emissioni, una maggiore sostenibilità. Bene, questo vuol dire poter continuare quell'economia e quella produzione grazie alle nuove tecnologie. Viene inaugurato oggi un nuovo impianto, si amplia la gamma delle produzioni che escono dallo stabilimento di Cargnacco con le sfere destinate all'industria mineraria. Che cosa verrà prodotto in questo stabilimento? Verranno prodotte delle sfere che servono per i mulini macinanti, i nostri clienti saranno delle miniere, vengono gestiti qualsiasi tipo di minerale, dall'oro ad altri tipi di pietre, dove vengono macinate per poi naturalmente essere utilizzate dai nostri clienti. Le sfere ad oggi il mercato è molto nella Sud America, quindi Sud America, Africa, dove noi naturalmente inizieremo a tessere delle relazioni di partnership. Ora siamo in fase di avviamento, quando si entrerà a regime con la produzione? Beh, adesso in realtà entriamo a regime, adesso inizieremo a fare dei test su queste sfere che hanno di diverse dimensioni, entriamo a regime con oggi in maniera molto propositiva, con grande entusiasmo iniziamo il percorso. A quanto ammonta l'investimento? Allora, l'investimento sostanzialmente ammonta a circa una ventina di milioni di euro, avremo circa 50 persone che lavoreranno e quindi adesso siamo in fase di lancio. In realtà abbiamo iniziato quest'estate perché naturalmente adesso l'impianto lo vedete qui, bello, compatto, anche colorato, pulito, c'è un lavoro dietro di precisione, anche di innovazione, di tecnologia, anche attività che prima si facevano in maniera manuale, adesso abbiamo inserito degli aspetti automatici proprio dall'inserimento delle barre fino allo stoccaggio in questi big bag, questi sacchi, dove verranno poi spedite, i nostri clienti faranno dei lunghi viaggi, sacche e taniche in realtà. È già previsto un ulteriore ampliamento, un ulteriore investimento? Di questo impianto sfere lo consolidiamo, dobbiamo anche noi inserirci perché comunque il mercato è un mercato nuovo. Ci sono altri competitor, un aspetto del nostro impianto che noi ci teniamo anche con orgoglio a valorizzare è che le barre, quindi da dove poi vengono trasformate le sfere, le produciamo qui a Cargnacco, quindi sostanzialmente produzione di materia prima è qui nello stesso stabilimento, cosa che siamo unici al mondo, quindi questo ci dà una bella spinta per iniziare. Bene, ci fermiamo, rimanete comodi lì perché noi torniamo fra poco con la seconda parte di A Voi la Linea. Seconda parte di A Voi la Linea. Tra il 2021 e il 2022 il Centro Caritas, braccio operativo della Caritas diocesana, ha impiegato oltre 6 milioni di euro a sostegno delle persone in difficoltà. In questo periodo le famiglie stanno mettendo in secondo piano le bollette perché devono affrontare le spese per mandare i figli a scuola.
È una crescita esponenziale di frequentazione dei centri d'ascolto della Caritas. Per quanto riguarda la diocesi di Udine ce ne sono 8 sparsi appunto su tutto il territorio. Ne parliamo con Don Luigi Gloazzo, direttore appunto della Caritas di Udine. C'è una crescita esponenziale di persone che chiedono aiuto non solo per quanto riguarda l'energia, per il rincaro delle bollette, ma in questo momento soprattutto per poter affrontare le spese della scuola per i bambini. Indubbiamente, questo è il tema di oggi. Le scuole sono appena iniziate, molti devono iscriversi, però i bambini non si presentano con le mani vuote, hanno una borsa, uno zainetto, hanno bisogno di libri, hanno bisogno di quaderni, di penne. Ecco, per cui questo è il tema di oggi, che è seguito al grande tema dell'aumento delle tariffe, delle bollette, delle utenze, e di conseguenza, ecco, in questo momento si è appena spostato l'attenzione o l'erogazione, ecco, di aiuti alle famiglie, che andava prima, ecco, dal rincaro dei beni primari proprio, no? Quelli che aiutavano una famiglia a vivere e a sopravvivere anche, a questa nuova attenzione necessaria evidentemente, perché i bambini devono andare a scuola, perché non si può fare a meno di andare a scuola, ma soprattutto perché la scuola è il luogo dove le persone cominciano ad avere una consapevolezza della vita, del senso della vita, della società e anche del proprio futuro. Ecco, sono cambiate anche altre dinamiche all'interno appunto dei servizi che vengono erogati dal centro appunto Caritas. Parliamo della mensa, la mensa che adesso è meno frequentata direttamente, perché voi pensate di aiutare le persone a casa. Sì, questo è stato un cambio necessario con il Covid, perché le persone dovevamo in qualche modo tutelare e tutelarci, no, in questo. Quindi abbiamo cercato di fare in modo, fino a dove era possibile, che le persone di una stessa famiglia rimanessero nella propria casa, no? Che potessero continuare una vita di famiglia nei momenti sostanziali del vivere assieme, che sono il mangiare, perché il mangiare di per sé è costruzione dei rapporti familiari, delle condivisioni delle esperienze e delle cose più grandi della vita. Quindi noi abbiamo cercato, no, di portare alle famiglie quello che le famiglie a loro volta potevano cucinare, non per risolvere tutti i problemi, ma per aiutare a integrare, ecco, le scarse entrate con queste donazioni. Senta, ricordiamo quante sono le persone in forza ai centri Caritas, perché ci sono diversi volontari e ci sono anche tante persone che sono dipendenti. Allora alla mensa lavorano 11 dipendenti e 130 volontari, quindi c'è un turnover, c'è un'organizzazione, c'è un ascolto previo all'erogazione dei pasti, no? Perché è corretto che le persone che vengono a mangiare siano conosciute nel perché della loro presenza, del loro percorso di vita, quindi noi abbiamo sempre l'attenzione alle persone e ai bisogni delle persone. Bene, ringraziamo Don Luigi Gloazzo, direttore della Caritas diocesana di Udine, e noi ci troviamo proprio nella sede qui udinese della Caritas. È tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Isabella Gregorato. È stato un fine settimana dove c'è stata una speciale premiazione inerente un progetto e la realizzazione di un aereo modello con scopi particolari. Abbiamo incontrato poco fa il presidente dell'Associazione Arizona 2001 che ha ospitato la premiazione e il docente dell'Università di Udine, Luca Casarsa, che ha coordinato il progetto. È stato un weekend intenso per l'Associazione Arizona 2001 e per un team d'argento dell'Università di Udine, perché questa associazione ha voluto dare un riconoscimento. Sì, guarda Daniele, siamo felicemente stanchi perché abbiamo avuto tanto lavoro,
Abbiamo avuto però la fortuna anche di avere università venute a trovarci grazie all'amico Luca da Stoccarda, da Monaco, dalla Repubblica Ceca, per cui pensare che gente faccia 800 km per venire a fare una festa, questo è fonte di orgoglio da parte nostra in una maniera assoluta. Ti ripeto, l'unica parola, felicemente stanchi e tanta gente. Alla sinistra del nostro Sardeo c'è Luca Casarsa, che è il capo del team che ha messo in piedi, ha realizzato questo aeroplano del peso di 2 kg, in grado di trasportarne 6, e quindi voi di fatto siete arrivati secondi a chi? Siamo arrivati secondi all'Università di Aquisgrana ad un soffio, nel senso che loro hanno totalizzato 1530 punti e noi 1500, abbiamo distanziato i terzi, l'Università di Stoccarda di oltre 200 punti, quindi per noi è stato un grande orgoglio. L'avventura di AeroUD è iniziata 10 anni fa, non siamo nuovi a questi successi, nel 2019 a Stoccarda abbiamo 2 squadre, abbiamo fatto il secondo e il terzo posto, anche lì è mancato il primo per un soffio, ma non ci arrendiamo. Dalla prossima settimana ci metteremo al lavoro per l'edizione 2024, certi che gli amici dell'Arizona ci ospiteranno, certi del supporto dell'università che crede molto in questa iniziativa. Casarsa, c'è il progetto lo avete realizzato, e poi questo aeroplano del peso, lo ricordo, di soli 2 kg si è concretizzato. Spieghiamo per i non addetti ai lavori a che cosa serve. Questo lavoro fa parte di un progetto didattico che noi offriamo ai nostri studenti, che hanno la possibilità di intraprendere un progetto ingegneristico dalla A alla Z, quindi dalla concezione dell'idea, penso come fare l'aeroplano, alla formalizzazione, devo fare il progetto e poi devo costruirlo, poi devo anche provarlo, devo poi andare in volo, e la gara è solo uno stimolo ulteriore per dire mettiamo alla prova i nostri sforzi confrontandoci con altre squadre universitarie. Si è simulato di avere un aereo impegnato in missione umanitaria, doveva trasportare delle sacche di sangue, però chiudiamo dicendo che lei è un ingegnere meccanico, c'è qualcosa da dire con una punta di orgoglio? Sì, c'è una punta di orgoglio perché, come dico sempre ai miei ragazzi, noi siamo ingegneri meccanici e andiamo a sfidare invece squadre che vengono da università del resto del mondo, che sono tipicamente da scuole di ingegneria aerospaziale, e ciò nonostante riusciamo ad andare sempre bene, a fare bella figura. Questo vuol dire che un ingegnere meccanico, se ben preparato e motivato, è in grado di affrontare qualsiasi problema anche al di fuori del suo specifico campo di pertinenza. È emergenza donazioni per l'associazione donatori Midollo Osseo. Nel 2019 in Friuli Venezia Giulia si sono iscritte al registro 1433 persone, dimezzate negli anni successivi, ma per il 2022 l'obiettivo è quello di raggiungere almeno quota 1000. Emergenza donazioni per ADMO, è una settimana importante, quella che si apre il 17 settembre, ne parliamo con Paolo Arugo, che è la presidente regionale di ADMO, proprio perché c'è sempre richiesta di donatori. Partiamo dai requisiti. Allora, i requisiti fondamentali per potersi iscrivere al registro dei donatori è avere un'età ricompresa tra i 18 e i 35 anni, 50 kg di peso e avere una buona salute, che è insomma lo standard normale che viene richiesto anche per i donatori di sangue, quindi più o meno gli stessi parametri che ci sono per i donatori di sangue ci sono anche per l'iscrizione al registro. Ho detto emergenza perché si apre una settimana dedicata alla donazione del midollo osseo, e c'è emergenza vera. Sì, assolutamente sì, perché in questi 2 anni di pandemia purtroppo noi come associazione, come le istituzioni, non siamo riusciti a fare la sensibilizzazione che eravamo abituati a fare nelle scuole, nelle università, nei centri sportivi, e quindi abbiamo avuto un grossissimo calo a livello proprio nazionale delle iscrizioni, e quindi questo ha comportato che tutte le persone che sono uscite dal registro non sempre sono state sostituite da nuove persone che si sono avvicinate a questa tematica. Quindi c'è un calo anche dovuta alla pandemia, anche a livello regionale, ci sono già dei numeri? Sì, assolutamente sì, noi avevamo chiuso il 2019 con 1433 iscritti, 2020-2021 siamo sui 650-630, quest'anno siamo arrivati a settembre a 615, il nostro obiettivo è arrivare a 800-1000 a fine anno, insomma questo è il nostro pensiero. Vorremmo tornare nelle piazze, vogliamo tornare
tornare nelle scuole, perché i ragazzi giovani ci ascoltano, ci seguono, bisogna spiegargli le cose. L'abbiamo provato a fare in DAD, perché comunque il filo conduttore che ci ha unito in tutti questi anni nelle scuole della Regione è sempre stato mantenuto attivo, con la disponibilità dei dirigenti scolastici e anche dei professori che seguono queste tematiche, però purtroppo dietro un computer non è facile riuscire ad arrivare al cuore delle persone. Infatti nei prossimi giorni tornate nelle piazze. Finalmente sì, torniamo nelle piazze, saremo sabato 24 a Udine in piazza San Giacomo, a Pordenone in piazza 20 settembre e a Gorizia in Corso Verdi. Il 1° ottobre invece saremo in via Dante a Trieste. Ricordiamo come si può donare proprio per avvicinare i giovani, dicendo anche di non aver paura, perché magari c'è qualcuno che dice no, ho paura. Allora, assolutamente normale avere paura, normale avere delle perplessità. Noi come volontari siamo a disposizione per dare tutte le informazioni, ci trovate su tutti i social. Tendenzialmente è un piccolo prelevo di sangue o un kit salivare che sarà possibile fare nelle piazze sabato prossimo, e questi dati che vengono raccolti attraverso questo prelievo vengono inseriti in un database internazionale, quindi la nostra iscrizione sarà a disposizione di tutto il mondo, di persone che ci sono anche dall'altra parte dell'oceano, e ogni giorno verranno matchati con un possibile paziente in attesa di trapianto. Poi si arriva alla donazione effettiva nel caso di compatibilità e solo ed esclusivamente se questa compatibilità viene trovata, quindi uno rimane un po' in attesa di questa famosa chiamata speciale, mettiamola così. Poi il donatore riceve la chiamata e lì che cosa si prospetta davanti a lui? Cioè, spieghiamolo proprio per incentivare anche al dono. Allora, assolutamente ci deve essere consapevolezza e soprattutto bisogna riconfermare la propria disponibilità, perché uno potrebbe essere richiamato anche dopo parecchi anni. In questo caso vengono proposte 2 tipologie di donazione, uno con la plasmaferesi, che forse è la metodologia che ultimamente viene utilizzata di più in questi trapianti, attraverso quindi un prelevo di sangue da un braccio, il sangue entra all'interno di un separatore cellulare, vengono raccolte le cellule che ci servono e poi il sangue reimmesso attraverso l'altro accesso venoso. Nel frattempo viene assunto un farmaco che è un fattore di crescita, che è uno stimolatore cellulare. Oppure quella classica a cui forse eravamo abituati un tempo, con il prelevo dalle creste iliache, quindi un piccolo intervento con un ricovero ospedaliero e il prelevo proprio di queste cellule all'interno delle ossa delle creste iliache, che sono la zona di più facile accesso e dove troviamo queste cellule in maggior numero. Bene, con il servizio della nostra Alexis Sabot termina la nostra edizione di A Voi la Linea. Non mi resta che ringraziarvi per la vostra cortese e fedele attenzione. Se dovete pranzare, buon appetito. Un saluto alla regia di Campigotto, il banco audio, la nostra Peressi. Arrivederci.